Il mondo fantastico di Peter Pan si è ricreato nella pediatria dell'Ospedale Civile di Venezia. Gli spazi del reparto, che ospita i degenti più piccoli, sono stati riempiti di colori e di immagini da una quindicina di studenti del liceo artistico Guggenheim di Venezia. L'intervento è avvenuto nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro concordato tra ASL 3 Serenissima, Pediatria e Liceo Guggenheim. L'idea è stata promossa dall'associazione Papà Renzo Onlus, che sostiene le iniziative della pediatria dell'ospedale civile. Ha contribuito al lavoro anche l'associazione Genitori e Amici di Domenico Savio. Siamo partiti dall'idea, spiegano i giovani artisti, di trovarci all'interno di una nave con grandi oblò che permettono di guardare il mare intorno e il mondo circostante. Nelle immagini all'interno degli oblò si può scorgere una storia raccontata in sequenza e, pensando ad un tema vicino alla sensibilità di bambini e adolescenti, abbiamo scelto la storia di Peter Pan. Ai ragazzi e a chi ha coordinato l'iniziativa è giunto un caloroso ringraziamento da parte del direttore generale Giuseppe Dalben. L'ospedale vive e cresce, ha sottolineato, supportato da tante persone, associazioni e iniziative che contribuiscono a migliorarlo.